confini della storia con Angelo Floramo, un podcast di Banca 360 FVG. Et postea veniunt aquilegenses et istriani, qui idiomate eorum crudeliter accentuando eruptant cefastu. Questa è la prima attestazione della lingua friulana da parte di un padrino d'eccezione, e cioè Dante Alighieri, che nel De Vulgari Eloquentia, quindi il testo che lui scrisse nel tentativo di raccogliere e di censire tutti gli idiomi e tutte le parlate che risuonavano all'interno del contesto italico, pronuncia quell'espressione che è tipica ancora oggi delle nostre genti. Cefastu, che cosa fai? Non è molto gentile nei nostri confronti il padre della lingua italiana, così come non è gentile nei confronti di nessun altro idioma se non del fiorentino illustre Cicero pro domo sua, cioè Cicerone a favore della sua famiglia con ogni evidenza. I sardi vengono paragonati a delle scimmie, per esempio. Parlano tanto quanto le scimmie, gli aretini, i senesi, addirittura i suoi concittadini toscani vengono dileggiati per accenti sbagliati oppure per competenze linguistiche non buone. Non parliamo dei siciliani che sono tutti sdruccioli, secondo lui, tragemi desto focora, proprio perché in qualche maniera accentuano in maniera non corretta le parole. Ma noi friulani eruttiamo crudelmente, per cui questo era ciò che evidentemente giunse alle orecchie del poeta quando si presume fosse durante il suo esilio presente tra Aquileia e Tolmino, e quindi riuscì a comprendere, a sentire questo accento. Che la lingua friulana sia una lingua è un dato di fatto, ormai è scienza acquisita, ed è una lingua molto antica, ricchissima di una storia anche letteraria di grande importanza e di straordinaria relazione. È una lingua romanza, che significa che è una lingua che discende dalla lingua latina. La più antica attestazione ce l'abbiamo addirittura nel IV secolo, significa a livelli storiografici davvero molto alti, e ce la dà niente poco di meno che San Gerolamo, il traduttore della Bibbia dal greco al latino, quella che poi sarà per secoli la Vulgata latina. San Gerolamo è presente ad Aquileia e assiste ad un'omelia in chiesa e si rende conto che il sacerdote non sta più parlando in latino, ma sta parlando qualche cosa di diverso, tanto che San Gerolamo lo definisce sermo rusticus, cioè un linguaggio rustico, popolare, probabilmente vicino agli accenti e ai modi di quella civiltà e di quella cultura contadina che poi avrebbe caratterizzato la nostra gente, la nostra società per secoli, per millenni. Questa affermazione è sicuramente molto intrigante, perché sta a significare che già la metamorfosi era iniziata, soprattutto nell'ambito rurale, soprattutto nelle campagne, laddove la presenza delle scuole, chiaramente, che tramandavano la lingua latina come unica lingua veicolare dell'impero, di quello che ne restava, potevano avere presidio, ma nelle campagne no. Era già tutto molto evoluto e tutto molto diverso. Per attendere le prime testimonianze scritte, perché chiaramente il parlato è volatile e se non abbiamo testimonianze non riusciamo a comprendere di che importanza potesse essere, dobbiamo entrare nelle carte d'archivio di biblioteche e di strutture che conservano nei loro faldoni, nei loro cartolari, le testimonianze, anche le testimonianze linguistiche delle nostre genti. Accade per esempio di trovare carte del 1200 in cui nelle eredità, quindi nel tentativo di trascrivere l'eredità vidimata da un notaio, alcuni termini, alcune parole non sono più parole latine ma sono parole friulane. E questo perché? Perché era necessario che gli eredi sapessero davvero che cosa stavano ereditando. Il notaio non poteva tradurre in latino la volontà del testatore.
cioè di chi lasciava in eredità qualche cosa, e si viene a formare un proto-vocabolario di termini molto spesso legati al contesto rurale, sono strumenti agricoli, nomi di bestie, di animali, definizioni per esempio di stoviglie, di coperte, di pentole, di pignatte, 1200. 1300 continua questa interessante presenza, diventa sempre più numerosa, tanto da diventare essenziale per esempio nella redazione degli statuti. Questa è una cosa curiosissima. Lo statuto è una legge che si dà alla comunità, che deve essere chiara. Chiaramente nel momento in cui si esplicita un regolamento è opportuno che chi ascolta, spesso il banditore leggeva lo statuto per gli analfabeti, capisca ciò di cui si sta parlando. Per esempio negli statuti di San Daniele esiste una condanna inferta alle donne chiacchierone che viene definita la condanna dell'inglovatio lingue. Allora in latino inglovatio, inglovationis non esiste. Chi ha dovuto tradurre quegli statuti è diventato matto, perché non c'è la parola latina inglovatio. Poi fortunosamente si è reso conto che esiste una parola friulana che è glove, e glove è un ramo biforcuto, per cui la inglovatio lingue significava che la lingua della donna chiacchierona, maldicente, veniva estratta con delle tenaglie e poi veniva sottoposta a inglovatio, cioè veniva chiusa tra due rami biforcuti che forse simbolicamente, pena del contrappasso, rappresentavano proprio la lingua biforcuta della chiacchierona medesima, che poi avrebbe dovuto anche correre attorno al bordo del paese nuda con una pietra sulla schiena. Viene da chiedersi se mai un maschio sia stato sottoposto alla stessa pena. Credo proprio di no, perché chiaramente quella era una società ancora profondamente patriarcale. E così noi abbiamo delle miniere incredibili in cui le parole friulane risuonano o nella loro bellezza, nella loro forza, oppure tradotte e tramate in latino. C'è un capitolo negli statuti in cui si raccontano le parole che non possono essere proferite perché considerate maldicenti, e sono liste gustosissime di improperi in lingua friulana. Cioè si trova lo statuto che dice teneantur homines ne dicerent dordel stupid coglion e via avanti. Sono parole molto pesanti, ma sono tradotte all'interno della realtà dello statuto stesso. Per aspettare la presenza del friulano in contesti letterari, però, quindi non testi specifici, non testi giuridici, non pergamene notarili, dobbiamo aspettare proprio il 1300, curiosamente è proprio il periodo di Dante, e dobbiamo attendere lo spirito dei notai, che molto spesso che cosa facevano? Se redigevano un documento notarile non potevano lasciare vuote parti che avrebbero potuto essere poi falsificate, si poteva aggiungere qualcosa dopo la bulla e dopo la firma del notaio stesso. Quindi per impedire che qualcuno contraffacesse il documento riempivano questi spazi vuoti con delle poesie. Ecco, a Cividale ci sono 2 esempi di canzoni friulane, canzoni scritte in lingua friulana dai notai cividalesi, siamo alla fine del XIV secolo, in cui il friulano viene utilizzato per scopi letterari. Sono canzoni d'amore. Uno è il Piruz mio dolz e inculurit e l'altro è il Bielo Dumblo di Valor. Hanno dei passaggi che sono anche particolarmente interessanti. Piruz mio dolz inculurit, quanch'io chiviot, dut stoiardit, o Piera o Petra, mia bella e colorata, quando io ti vedo mi sento rafforzare. C'è chi ci ha visto anche chiaramente degli elementi sottaciuti o sottesi, abbastanza ambigui e licenziosi. È un poco come la rosa fresca aulentissima di Cielo d'Alcamo di un secolo prima in Sicilia. Era tipico dei notai che si divertivano in questo modo. O cianciunito va cunghio a che lo dumblo saludant, io sarai so sirvidò e so zelat sarai amant.
Piccola canzone, vai dalla donna che amo, dille che io sarò sempre suo celato amante e che l'amerò per sempre. Sono bellissimi, sono esempi straordinari, che poi giungono fino ai grandi poeti del 1600, Ciro da Pers, Hermes di Colloredo, e trovano la massima espressione in giganti del Novecento come Pierpaolo Pasolini, e non solo Pasolini, Pierpaolo Pasolini, Pierluigi Cappello, Amedeo Giacomini, Leonardo Zanier. Pasolini che in particolare disse che esprimere letterariamente la lingua friulana significa sposare lo spirito millenario di una gente contadina che prima o poi si sarebbe resa conto di avere una sua cultura, una sua dignità e una sua identità. Ai confini della storia, con Angelo Floramo, un podcast di Banca 360 FVG.